Parliamo di numeri che riguardano la fiscalità e in particolare il residuo fiscale. Sapete cos'è il residuo fiscale? È la differenza tra quello che lo Stato preleva dal nostro territorio, dalla nostra fatica, dal nostro lavoro e quello che lo Stato eroga al nostro territorio in termini di servizio. C'è un di più non dovuto che lo Stato trattiene. Quello è il residuo fiscale e questo residuo fiscale è circa di 18 miliardi di euro all'anno. Vuol dire, tradotto, fate i conti, 50 milioni di euro al giorno, vuol dire 2 milioni di euro all'ora. Sono cifre enormi che vengono sottratte alle necessità del nostro territorio. Pensate cosa potremmo fare con 50 milioni al giorno in più. Potremmo fare elargizioni, aiuti per gli anziani, per i giovani, per gli asili nido, per le scuole, per le università, per la ricerca, per tutti quelli che si trovano svantaggiati da una realtà che evidentemente non è più gestita con adeguatezza come noi ci meritiamo. Quindi bisogna che anche il nuovo Consiglio regionale del Veneto punti il dito su questo aspetto. Non si può tacere di fronte a un prelievo illegittimo e sproporzionato.